Il premier Giuseppe Conte tenterà di ricucire lo strappo della scorsa settimana tra ministri pentastellati e leghisti nel nuovo vertice sull'autonomia convocato per venerdì alle 13. Il rischio però più che concreto è che anche questa volta, l'ennesima, si concluda tutto in un nulla di fatto. Il Movimento 5 Stelle infatti non molla e resta fermo sulla propria posizione imponendo i suoi paletti. Qualche giorno fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il pentastellato Stefano Buffagni, aveva dichiarato: secondo me il Veneto ha fatto delle richieste sovradimensionate rispetto alla realtà e alla fattibilità. Sulla stessa linea il ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, che stamane ha detto: secondo il dettato costituzionale le proposte di autonomia differenziata di Lombardia e Veneto sono impraticabili. Posizioni alle quali il governatore Zaia replica così: chi dice ste robe non ha mai studiato, del resto io a scuola avevo dei compagni di classe che leggevano il Bignami, li trovo ancora in giro adesso che sono da Bignami. Intanto sul tema è intervenuto anche il Presidente della Camera, Roberto Fico. Solo il Parlamento può decidere, dice, sarà inflessibile, dovrà passare tutto in un percorso serio. Venerdì sarà una giornata ulteriormente importante, sottolinea Zaia, per la partita sull'autonomia che ormai è diventato come un conclave. A forza di fumate nere ne vedremo una di bianca prima o poi si tratterà di decidere se si firma o no. Però in questo momento vedo di buon grado il fatto che il Presidente del Consiglio abbia avvocato a sé la pratica. Mi fa dire ai Veneti che quello che era un'utopia 2 anni fa, oggi è agenda del governo e centrale nella discussione in questo Paese. Il governatore ha parlato di autonomia a Padova, dove ha presentato l'azienda zero nel pomeriggio, poi è tornato in regione per il Consiglio straordinario sulla Pedemontana, convocato dopo l'ordinanza di 10 giorni fa della Procura della Repubblica di Vicenza per il sequestro del cantiere della Galleria di Malo. Da più parti si era chiesta una presa di posizione della Regione e dello stesso Zaia. Abbiamo fiducia nella Procura, ha spiegato il governatore, abbiamo 94 chilometri di strada che stanno procedendo verso l'obiettivo del 2020, resteranno sospesi solo i 7 chilometri di Galleria di Malo. Abbiamo fatto quello che bisognava sempre fare, però quando leggo che qualcuno dice che devo costituirmi parte civile, molto probabilmente qualcuno deve andare a studiarsi la giurisprudenza. Perché dice questo? Perché la costituzione di parte civile è una roba che non c'entra niente con la parte offesa. Noi possiamo costituirci come parte offesa, che è un'altra roba.